20 anni, incensurato, magazziniere, insospettabile perfino per i suoi familiari, ma il giovane mestrino finito in manette ad opera della squadra mobile di Venezia era stato indicato da una soffiata come fornitore di ecstasy ai coetanei della movida iesolana e dalla perquisizione della casa i poliziotti hanno scoperto e sequestrato 258 pastiglie di quella droga. Il ventenne indagato pare si rifornisse dell'ecstasy di ottima qualità via internet su siti camuffati di paesi del nord Europa, specie l'Olanda, che reclamizzano prodotti di tutt'altra natura, ma che in realtà vendono droga, che arriva poi a destinazione per posta o corriere dopo il pagamento in bitcoin. Ogni pastiglia di ecstasy veniva rivenduta dal ventenne mestrino a un prezzo tra i 20 e i 45 euro. Il suo giro d'affari è stato stimato in circa 15.000 euro nei mesi più turistici. Durante il blitz della polizia, la famiglia del ragazzo è rimasta colpita nell'apprendere l'attività parallela del figlio, nei confronti del quale non aveva mai avuto il benché minimo sospetto.